Rieccoci insieme come ogni lunedì con Anteprima Corner. Allora, come sempre, questo appuntamento per vedere, fare il punto della situazione su quello che è stato il fine settimana calcistico per le principali formazioni siciliane, quelle professionistiche, dunque Lega Pro e Serie B, nella nostra mezz'ora insieme. Cominciamo con i risultati del campionato di Lega Pro, del campionato di Serie C, con il girone meridionale. Partiamo chiaramente con quelli che sono stati le partite giocate nella giornata di ieri. Vedremo fra non molto anche vedremo, eccola qui, questo è il quadro dei risultati in attesa chiaramente delle altre due partite. A Latina ha vinto l'Altamura per 2-0, il Sorrento è stato sconfitto in casa 3-0 dalla Benevento, poi Turris 2, Giuliano 0, Foggia e Catania 2-2, la Juventus Next Gen è stata superata in casa dall'Avellino 3-0, Trapani altra volta Cerignola 5-1, Messina e Monopoli hanno pareggiato 0-0, il Crotone ha battuto il Taranto per 2-1. Si giocano a Casertana Cavese e Picerno Potenza nella giornata di oggi. Alla luce di questi risultati la classifica che viene fuori è la seguente: il Benevento a 22 punti, il Catania che è stato penalizzato di un punto a 18 assieme al Monopoli al Cerignola, poi a 17 il Trapani e il Giuliano, a 16 il Picerno, l'Avellino, il Potenza a 15 con dunque il Sorrento al 13 che lo tallona, poi Crotone 11 così come la Turris che però è stata penalizzata di un punto, Cavese 10, Foggia 10, Altamura 10, a 9 il Messina, poi la Casertana 8, Latina 7, Taranto e Juventus Next Gen chiudono con 6 punti. Partiamo dal Catania per parlare dunque della formazione di Toscano. Ci colleghiamo con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Ieri ha detto il tecnico del Catania è stata una prova di forza perché evidentemente sotto di 2-0, praticamente quasi sino al recupero, questa squadra è riuscita poi a rimettere la partita in parità. Ma Angelo, innanzitutto è stata una partita tipica perché si è giocato in un contesto quasi surreale per i noti fatti che hanno preceduto questa gara e non è facile attaccare bene la spina in situazioni di questo tipo. Credo che questo fattore abbia segnato l'avvio così un po' incerto del Catania, un primo tempo giocato sotto ritmo con delle spaziature non corrette, soprattutto nelle distanze tra il centrocampo e l'attacco. E il Foggia, in perfetto stile capuano, si è messo lì aspettando l'attimo propizio, collezionando calci piazzati, e in effetti su uno di questi ha sbloccato la partita. Poi l'evidenza è che questa squadra, parlo ovviamente del Catania, ha cambiato totalmente registro dopo il rientro dagli spogliatoi. Sono state le correzioni in corso di Toscano, che evidentemente ha capito che con quello spartito non ci sarebbe stato scampo, e mentalmente la squadra è riuscita ad assorbire anche altri due eventi avversi: il raddoppio di Tascone, l'errore dal dischetto di Filippo D'Andrea, e ha continuato a crederci, ha continuato a mettere pressione al Foggia, aspettando l'innesco vincente che è stato il gol di Inglese, che ha caricato il Catania e messo ansia e pressione al Foggia, che ha rivisto in qualche modo ciò che era accaduto proprio nella prima giornata di campionato contro il Trapani, quando il Foggia fu raggiunto al Trapani in pieno recupero sul 2-2. Credo che questo evento sia tornato nella mente dei giocatori del Foggia e li abbia in qualche modo impauriti fino al pareggio di Matteo Di Gennaro. Cosa ricavare da questa partita, Angelo? Sicuramente il fatto che l'impatto al match, pur evidenziando quei fattori ambientali che hanno segnato appunto la partita, non è stato adeguato. Ecco, il Catania, che peraltro aveva anche il compito di rispondere al Benevento, che aveva vinto facile in trasferta a Sorrento il giorno prima, non ha trovato gli argomenti, se non per quel colpo di testa iniziale di Montalto, per dettare la legge del più forte, di far valere in campo il peso specifico nettamente superiore al Foggia,
E questo è un fattore su cui Toscano non solo si è soffermato a fine partita, ma che ritengo cercherà in tutti i modi di correggere per rendere ancora più intenso il modo di esprimersi di questa squadra, che è una squadra che va ancora a folate. Ecco, quello che possiamo vedere è che raramente il Catania è riuscito a mettere insieme due tempi dello stesso livello, sia da un punto di vista mentale che tecnico. E su questo argomento che secondo me Toscano deve continuare a lavorare e cercare anche di trovare delle soluzioni alternative in attacco alla prolificità certificata di Roberto Inglese, perché poi se andiamo a vedere il rendimento in fatto di gol degli altri attaccanti, il bottino è molto misero. Un gol Montalto sul calcio di rigore tante partite fa, 0 D'Andrea, 0 Stoppa, un gol Jimenez, 0 Luperini, che possiamo definire una sorta di attaccante aggiunto per caratteristiche. E quindi su questo tema secondo me va impostato il lavoro per caratterizzare ancora con più entusiasmo le prossime giornate. Possiamo anche dire una cosa però, che già il bottino di quest'anno sul campo 19 punti in 10 partite è nettamente superiore ai punti che il Catania targato Tabiani aveva messo insieme nelle prime 10 giornate. Erano stati 12 contro i 19 di quest'anno. Alessandro, Quindi ma evidentemente sì. permettimi la battuta, insomma, fare peggio sarebbe stato comunque davvero complicato, perché l'anno Sì, scorso il Catania sicuramente ha sì. avuto una stagione davvero difficile. Però, Sì, però Angelo, non dimentichiamoci che questa è una squadra ricostruita da zero. sì. È una squadra nuova che gioco forza ha bisogno di un lasso di tempo adeguato per essere massimamente competitiva. Quindi sì, è vero quello che dici tu, è ineccepibile, ma è altrettanto vero che è una squadra ricostruita sulle ceneri di quella della scorsa stagione, e quindi comunque i 19 punti non sono pochi se rapportati a questo dato. Io vorrei a questo punto sentire la voce di Matteo Di Gennaro, che è stato il giocatore che ha pareggiato la partita proprio negli istanti finali, e le sue considerazioni. Poi andremo a vedere anche la grafica che hai dedicato proprio alla top del match, e vedremo un po' quali sono le motivazioni. Tutto questo farà chiaramente pochissimo. Sentiamo Di Gennaro. È andata bene, per fortuna mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto e abbiamo recuperato una partita che potevamo vincere ampiamente. Fa un po' rabbia prendere 2 gol su 2 tiri, perché veramente secondo me non abbiamo subito nulla. Sicuramente al primo tempo potevamo far meglio sotto alcuni aspetti, soprattutto di seconde palle, di atteggiamento, chiamarlo atteggiamento un po' secondo me sbagliato, però proprio di quella fame agonistica un pochino in più che dovevamo mettere in partite come queste. Poi in realtà quando siamo partiti benissimo il secondo tempo, abbiamo preso gol, però siamo andati avanti senza guardare in faccia a nessuno, perché sapevamo che potevamo ribaltarla e recuperarla, però la forza di questa squadra è lampante, perché nonostante abbiamo recuperato la partita alla fine del 2-2, abbiamo provato ad andarla a vincere e le potenzialità di questa squadra sono immense. Secondo me dobbiamo ripartire dalla rimonta, ma non tanto solo a livello di risultato, ma proprio dal discorso della forza che ci abbiamo messo per andarla a riprendere comunque fuori casa, in un campo non facile. Considerazioni ineccepibili quelle fatte da Di Gennaro nel post gara. Il Catania a un certo punto, quando forse ha preso coscienza di quello che era capace di fare, che poteva fare, è diventato padrone del campo. Ma tutto questo dopo aver sbagliato il rigore, dopo aver subito il secondo gol. Fino a quel momento non mi è sembrato, diciamo, il Catania il miglior Catania. Sì, Angelo, allora innanzitutto non è stato il miglior Catania nella fase difensiva, perché ha preso 2 gol evitabilissimi. Non è un abito che il Catania ha indossato in queste 10 giornate, anzi il Catania ha dimostrato una grande solidità difensiva. E l'altro aspetto, con le correzioni in corsa, il Catania ha riconquistato equilibrio a centrocampo, perché per vari motivi nel primo tempo a centrocampo 3 giocatori giravano a vuoto. Parliamo di Luperini, parliamo di Stop e parliamo di Jimenez, e chiaramente a nessun avversario di Serie C di medio alto livello puoi concedere queste situazioni a centrocampo, perché le paghi. Quindi poi con le correzioni adottate da Toscano il Catania si è rimesso in campo nel modo più corretto, più corto,
e poi ha prodotto calcio perché comunque la manovra fluiva in un altro modo rispetto al primo tempo. Alessandro, andiamo a vedere il top del match, così con la grafica, con il supporto grafico, il tuo diciamo, giudizio rispetto a poi... Che non è il migliore delle pagelle, Esattamente. ma è diciamo il miglior attore non protagonista, lo definirei, cioè Armando Anastasio, che sì è vero ha commesso un errore in occasione del 2-0 di Tascone perché non è andato a contrasto al limite dell'area, ma è stato il motore del Catania per quasi tutta la partita, dalle sue accelerazioni, dai suoi cross arcuati, anche dalla sua fisicità. Il Catania ha avuto in dote veramente un contributo importante ed è un giocatore che sta confermando, già sono 11 le presenze, un gol, 2 assist, di avere qualcosa in più rispetto a tanti esterni a tutta fascia che abbiamo visto negli anni scorsi con la maglia del Catania. Io credo che Anastasio, che è nel pieno della maturità perché è un 96, abbia tutte le carte in regola per diventare veramente un pilastro, non solo per quest'anno, ma per le prossime annate del Catania, anche perché, come diceva il dato sulla destra della grafica, ha già uno score importante di 155 presenze in Serie C, con 11 reti e 14 assist. Alessandro, prima di salutarci, almeno per questo segmento chiaramente del lunedì, poi ci ritroviamo chiaramente con Corner a partire dalle 20:45, dobbiamo dire che stasera sarà con noi in studio Matteo Di Gennaro, difensore del Catania, che abbiamo sentito prima all'intervista. Con lui chiaramente parleremo certamente della partita di ieri, ma ci proietteremo poi al prossimo match, quello di domenica contro il Latina. Volevo ricordare, chiaramente lo faccio insieme a te, che il prossimo 3 novembre c'è il derby tra Messina e Catania, quindi al Massimino. Catania-Messina, tra Catania e Messina al Massimino. E alle 19:30. Alle 19:30. Noi saremo in diretta a partire dalle 18:30 per raccontare in chiaro e fare vedere la partita a tutti i nostri amici telespettatori siciliani, l'intera partita in chiaro, quindi su Telecolor dalle 18:30, lunghissimo prepartita, scatta poi alle 19:30 il fischio d'inizio e poi andremo avanti anche nel post gara con l'intervista ai protagonisti. È la prima diciamo delle partite in chiaro che offriremo quest'anno ai nostri amici telespettatori. Catania-Messina, una gran bella notizia, una gran bella notizia, soprattutto per i tifosi del Messina, che quasi certamente non potranno venire al Massimino per i divieti che ormai da anni caratterizzano queste sfide tra rossoazzurri e giallorossi, ma indubbiamente è un grande evento per Telecolor, il primo di tanti eventi di questa stagione. Permettimi di evidenziare ancora una volta lo sforzo editoriale chiaramente della nostra azienda per poter portare a casa dei nostri amici telespettatori eventi importanti come il derby tra il Catania ed il Messina. Appuntamento per il 3 di novembre. Allora noi ci fermiamo per adesso con te, parleremo di Catania durante Corner, l'abbiamo detto, con Matteo Di Gennaro, lo faremo con Angelo Patanei in studio, ci sarai anche tu e avremo chiaramente tanto altro nel corso della nostra trasmissione del lunedì sera. Un'ampia moviola, ci sono anche degli episodi che meritano qualche riflessione in più stasera. Tanta, a partire anche dal primo gol del Foggia, ma ne parleremo anche di questo. A più tardi, a dopo. Allora ci fermiamo, break, e poi andremo a fare una parentesi con la Serie B e ci collegheremo anche con Messina e con Trapani fra pochissimo. Torniamo di nuovo insieme per anteprima Corner. Allora, come anticipato, il collegamento con Palermo con Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti. Grazie allora per essere con noi. Vorrei salutare Sergio Colosi, che è collegato comunque con noi. E vediamo buon se pomeriggio eccolo Angelo, qui Sergio. Fra poco anche Franco Cammarasana. Grazie, vediamo, eccolo, dovremmo avere anche Franco fra non molto, però insomma i collegamenti sono tutti quanti attivi. Vado da Marco Gullà perché intanto il Palermo ha qualche difficoltà, ha una difficoltà nel chiudere definitivamente le partite, o quantomeno nella sua testa le partite le chiude. A un certo punto vinceva 2-0, però poi ha una facilità di riaprirle, nel senso che concede agli avversari la possibilità
di poter non solo fare gol, ma in qualche modo riacchiappare la partita. Cosa succede a questo Palermo? So che tu non hai una risposta. Abbiamo sentito anche Dionisi dice che c'è un problema di concentrazione. Ma Angelo, è un problema di concentrazione, un problema magari mentale, psicologico, un problema comunque atavico, perché il Palermo si porta dietro, si trascina dietro questo deficit ormai praticamente da quando è arrivato in Serie B. Sono tante, svariate le gare in cui il Palermo in vantaggio per 1-2 gol si è fatto poi rimontare. Penso alla stagione scorsa, quando il Palermo era in vantaggio a Cremona per 2-0, lo era in vantaggio a Parma per 3-1, a Pisa, insomma, quindi questo problema praticamente se lo sono passati da Corini a Dionisi. Non è cambiato praticamente nulla, la squadra non riesce a gestire dei vantaggi importanti in gare che possono anche rappresentare una sorta di trampolino di lancio, Marco, di decollo in questo caso. Ti chiedo scusa, ma nel frattempo comunque da Corini a Dionisi ci sono stati altri allenatori, ma soprattutto ci sono stati tanti giocatori. Perché persiste? Come mai secondo te persiste questo tallone d'Achille, chiamiamolo così? Tanto non è cambiato il modulo, da Corini a Dionisi non è cambiato il modulo, è sempre quello. E come giocatori, Angelo, sì, ti do ragione, Palermo ha cambiato molto, però se andiamo a vedere anche l'ultima formazione che Dionisi ha schierato contro il Modena, 6, 7, 11esimi sono gli stessi giocatori che hanno giocato anche l'anno scorso, quindi sì, sono cambiati alcuni uomini, però per la maggior parte, insomma, della formazione spesso l'allenatore, in questo caso Dionisi, va un po' a ripercorrere le orme che erano quelle del suo predecessore, ovviamente di Corini, non per colpa sua, perché comunque in questo momento quei giocatori danno una certa affidabilità. Quindi insomma il Palermo c'ha sempre Gomez a centrocampo, c'ha Ranocchia, c'ha Segre, in avanti c'ha Insigne, c'ha Brunori che comunque non è il Brunori dell'anno scorso, in difesa in questo momento c'è Ceccaroni che è stato adattato a terzino sinistro nell'ultima gara contro il Modena, insomma tutti i giocatori che c'erano anche la stagione dietro, quindi è probabile che questo problema insomma se lo portano dietro anche questi. Permettimi, forse non si è intervenuti da un punto di vista del mercato dove c'erano probabilmente delle lacune, dovevano essere fatti degli aggiustamenti, dovevano magari, se tu ti rendi conto, chiaramente adesso la palla dovrebbe passare agli uomini mercato per il prossimo gennaio del Palermo, se sai che hai una difficoltà in difesa, magari servono 2 centrali difensivi oppure un laterale sinistro. Se in mezzo al campo, quando non c'era Ranocchia, questa squadra non riesce ad essere al top, al meglio, forse servirebbe un sostituto all'altezza di Ranocchia o comunque un giocatore che possa fare quello che fa Ranocchia. Assolutamente sì, tra l'altro insomma, intanto dobbiamo subito evidenziare e precisare una cosa: il Citigroup i soldi li ha spesi, perché il Palermo è una delle società di Serie B che ha speso di più, addirittura ha speso pure più di alcuni club di Serie A che in questo momento magari veleggiano nelle parti basse della classifica, quindi i soldi insomma il Citigroup li ha usciti insomma in maniera abbastanza rustica, diciamo così. Il problema è che forse andavano spesi in maniera diversa, forse ci voleva un po' di competenza in più da parte dei dirigenti rosanero a scegliere determinati giocatori. Ovvio che in questo momento stiamo parlando, Angelo, con il Palermo che viene dalla sconfitta con la Salernitana in casa e dal pareggio con il Modena, quindi la corrente in questo momento ci fa dire questo. Poi magari fra un mese e mezzo il Palermo inanella 3-4 risultati utili consecutivi e improvvisamente l'Eduaron diventa il nuovo Harry Kane, insomma sappiamo benissimo che purtroppo ci si commenta a correnti, sono i risultati, però certo. Sono i risultati, Marco, che evidentemente poi indirizzano i giudizi. Scusami un attimo, però dico una cosa al volo, ovvio che se il Palermo ha speso 5 milioni di euro per un giocatore che arriva dalla Serie A francese che nessuno conosceva, probabilmente quei soldi potevano essere spesi per un giocatore magari come Mimmo Caso del Frosinone che conosce benissimo la categoria. Hai detto benissimo. Noi adesso sentiamo Dionisi, sono 30 secondi appena di Dionisi per un giudizio sulla partita che è stata, ma quella che verrà, cioè quella che giocherà in casa il Palermo la prossima settimana. Vediamo se abbiamo Dionisi. Questa è la classifica della Serie B.
dovremmo avere Dionisi. Che non è solo la qualità del gioco, non è solo la qualità dei giocatori, ma il carattere dei giocatori. Oggi dentro alla partita non siamo stati bravi in tutte le partite che si sono venute a creare. Giochiamo in casa, non abbiamo ancora vinto in casa, ovvio che tutti la vogliono questa vittoria, la vuole lo stadio, la vogliamo noi. Dopo una partita che avevamo in pugno abbiamo pareggiato e quindi prepareremo la prossima per riprenderci quello che ci siamo fatti sfuggire oggi di mano per responsabilità nostra. Dionisi è abbastanza cosciente del fatto che sono delle responsabilità che vanno comunque sistemate. Marco, ci dici qualcosa del prossimo impegno, così chiudiamo il collegamento e andiamo a Messina e poi anche a Trapani. Palermo-Reggiana in casa, appunto l'ha detto Dionisi, non è mai arrivata la vittoria per il Palermo, gara abbastanza ostica, quale in Serie B non lo è. Ho visto ieri in parte insomma il match che la Reggiana ha giocato contro Frosinone non è più la squadra intanto dell'anno scorso, ha vinto 2-0 la Reggiana, una squadra sbarazzina che può dare sicuramente molto fastidio al Palermo. Molto bene, grazie, buon lavoro, ci racconterai della settimana di avvicinamento a questo match del Palermo durante i nostri telegiornali. Ci rivediamo lunedì per Anteprima Corner. Adesso andiamo a Messina, abbiamo già visto Sergio Colosi. Sergio, permettimi di salutare anche Franco Cammarasana, che vedo già collegato. Buon pomeriggio Franco, tu sarai abbastanza sazio perché 5 gol insomma sono piuttosto difficili da digerire, ma in questo caso sono stati fatti e quindi si smaltiscono in fretta da parte del Trapani, che adesso pensa al prossimo impegno. Intanto vorrei andare da Sergio Colosi a Messina, perché ancora una volta Messina pareggia, ma pareggia contro una squadra che in trasferta ha fatto sempre molto bene, ha perso solo a Catania, poi aveva vinto praticamente sempre, se non ricordo male, il Monopoli, forse un altro pareggio soltanto per la squadra pugliese. 4 vittorie su 5 aveva fatto in trasferta, aveva perso soltanto a Catania e in Coppa Italia a Trapani, però era un Monopoli che mancava di Bizzotto, Fazio, Miceli, Angileri e Ferrini. Sono i 5 difensori titolari o pseudotali, per cui si è ritrovato a mettere in difesa 2 centrocampisti, Derisio al centrale che è un mediano, a sinistra Viteritti che è un esterno d'attacco e a destra ce n'era un altro. Nonostante questo però il Messina, che ha un problema cronico, è quello dell'attacco, a maggior ragione poi quando si è fatto male nel corso del primo tempo. Anatriello, che di reti almeno 4 le ha realizzate in questo campionato, Luciani non in perfette condizioni fisiche, lui 2 gol li aveva fatti. Per il resto però non è una squadra come l'anno scorso che riesce a segnare con i vari Zullo e Mausso con una certa continuità, fatica nonostante il gioco di Modi che invece porti molto a arrivare dalle parti del portiere avversario. Questo Messina invece fatica tanto ed è costretto all'ennesimo pareggio, è il 6° in questo campionato, ci si mettono legni, traverse, tutto quello che vogliamo, però poi la realtà è che il Messina non vince, l'ha fatto soltanto una volta con un Taranto che è ultimo, e allora era anche in ritardo di preparazione quando fu sconfitto il 7 settembre per 4-1 al Francoscoglio, per cui un Messina che al più presto deve cambiare trend, anche se i prossimi impegni, li diremo, non sembrano proprio quelli ideali. È un Messina però che ha delle difficoltà, e anche contro il Monopoli sono emerse, nonostante appunto un Monopoli praticamente senza difesa. Sentiamo Giacomo Modica, che comunque si dice soddisfatto per quello che sta facendo fino adesso la sua squadra, considerato quello che ha a disposizione. Sentiamo Modica. Sono contento, sono felice, magari disturberò a qualcuno che possa sentire queste parole, ma noi dobbiamo conoscere solo un verbo: lavoro. Questo è l'unico che ci può portare a prenderci soddisfazione, perché non stiamo a guardare noi la classifica, dobbiamo solo continuare su questa strada e cercare alla fine di vedere dove siamo arrivati. Punto di vista però il ragionamento fatto da Modica non fa assolutamente una grinza. Per chiudere semplicemente il prossimo appuntamento, così vado da Franco Cammarasana, ci restano 5 minuti da qui alla fine.
Trasferta ad Avellino, domenica è tutto dire, domenica alle ore 15 al Partenio contro un Avellino che da quando si è seduto Biancolino ha fatto 4 vittorie consecutive, la più scarsa 3-0, poi ha realizzato 4 gol e di tutto di più, insomma un compito davvero difficile per il Messina, che dovrà vedere le condizioni di alcuni infortunati, tra questi Anatriello, i recuperi di Pedrucci e Salvo, se potranno partire o meno dall'inizio, mentre potrà esserci, ma eventualmente per la panchina, Anselmo, che ha scontato la giornata di squalifica. Grazie Sergio Colosi, Grazie buona settimana Angelo, di lavoro anche per te, ci racconterai le vicende di Messina nei telegiornali. Adesso vado da Franco Cammarasana. Il 5-1 al Cerignola, squadra quella di Peppe Raffaele, che aveva dato prova comunque di solidità fino a questo punto di campionato. Qualche incidente di percorso c'era stato, ma non così evidente così come quello del provinciale di ieri. Infatti, fra l'altro una partita importante per il Trapani, che doveva riscattare la prestazione incolore contro il Messina di una settimana prima, e ieri invece è stato un Trapani molto diverso, diverso soprattutto sul piano non soltanto dell'impegno, ma sotto l'aspetto proprio della manovra del gioco. Aroni ha cambiato qualcosa in formazione, che probabilmente questo ha influito pure, perché ha inserito un giocatore esperto come Crimi al centrocampo, e poi dal primo minuto Bifulco, che in pratica ha fatto pentole e coperchi, perché ha fatto l'attaccante, ha fatto anche il suggeritore, è stato sicuramente il migliore in campo. E un'altra cosa importante è che il Trapani ha realizzato 5 gol, non era la prima volta, in verità la stessa cosa aveva fatto alla 6ª giornata incontrando il Potenza in trasferta. Ripeto, è andato a segno con 5 giocatori diversi, una prova convincente, ripeto, che rilancia il Trapani in classifica e soprattutto ridà morale alla squadra e a tutto l'ambiente. Fra l'altro il Trapani è alla vigilia di un vero e proprio tour de force, perché domenica incontrerà il Monopoli e 3 giorni dopo incontrerà l'Avellino. Quindi poi il Giuliano il giorno 3, poi nella seconda metà di novembre vi ricordo il doppio confronto con il Catania, entrambi al Massimino il 15 in campionato, e il 26 alle 20:30 sempre al Massimino per gli ottavi di Coppa Italia. Insomma, sicuramente è una iniezione di fiducia per quanto riguarda sia squadra che tifosi. Sentiamo Salvatore Aronica nel post gara. Noi siamo stati bravi ragazzi, complimenti vanno ai ragazzi che hanno interpretato nel modo giusto la partita, come l'avevamo preparata, di partire forti, di essere aggressivi, di chiudere le linee di passaggio, e chiaramente quando hai l'abilità e un pizzico di sorte, ecco, ad andare in vantaggio, chiaramente indirizzi la partita in un certo modo, ma sono stati molto bravi a capitalizzare le occasioni create, molto cinici, a chiudere la partita già nel primo tempo. Ecco, nel momento in cui dilaghi e fai 2 o 3 gol, diciamo, sicuramente il risultato era a favore nostro, e sono stati bravi poi ad amministrare e ad arrotondare il secondo tempo. Allora, Aronica soddisfatto, ma c'è stato un momento diciamo, si è sentito, si è avvertito durante la settimana l'avvicinamento a questa partita, che potesse rischiare qualche cosa, Aronica? Assolutamente sì, assolutamente sì. Intanto era intervenuto il presidente, probabilmente questo ha influito un pochino anche sul rendimento della squadra. È intervenuto anche per spegnere qualche polemica, a mio avviso un pochino troppo affrettata, per una squadra che ancora, ripeto, sì, ieri ha giocato bene, ma che ancora non ha espresso il massimo delle sue potenzialità. Ieri è stato recuperato in difesa Benedetti, e questo è sicuramente un fattore positivo, ma ancora è una squadra che deve esprimere il meglio di se stessa, e lo deve fare, ripeto, in questi prossimi 20-25 giorni, perché per riguadagnare posizione in classifica e soprattutto dare una prospettiva futura più solida per i progetti del Presidente e della società. Il Presidente ieri, per esempio, a fine partita ha ribadito che vuole puntare a vincere il campionato senza passare dai playoff. Chiaramente lui è sempre particolarmente ottimista, non è facile, il campionato lo sta dimostrando sin da adesso, campionato che
vedrà poi evolversi concretamente poi da febbraio in poi. Grazie a Franco per il collegamento, a Franco Camarasana da Trapani. Noi con Anteprima Corner ci ritroviamo la prossima settimana, come sempre in questa fascia oraria, subito dopo il telegiornale delle 14 su Telecolor. 20:45 l'appuntamento con Corner, come ogni lunedì. Questa sera sarà nostro ospite Matteo Di Gennaro, difensore del Catania. A tutti l'augurio ancora di una buona giornata.